È il fischio per i primi 8 minuti del tempo supplementare. Fiorentini, adesso corso, tenta la palla dentro, deviata, c'è Fratello. Altro elemento decisamente sugli scudi per i suoi. Adesso Gelsi, vediamo se qualche minuto di riposo è riuscito a ristorare il numero 8, assoluto protagonista della sua squadra. Adesso cercato da Maiani, sono in due, c'era anche Ruben Movio dietro. Possesso al Moa, Casseler prova a difendere la Grujic, adesso in posizione di centravanti Boa. Si è invertito la posizione con Casseler. Ora Grujic va a puntare l'uomo, Del Prete, si fa incontro, c'è anche Bronzi, Cipolla, l'appoggio per Casseler. Si è spostato adesso Grujic dentro l'area, Casseler sinistro, grande parata di Fratello ancora e c'è il gol di Grujic. E quindi il numero 10 Milan Grujic, arriva la correzione aerea. Fratello ha fatto il miracolo finché ha potuto e stava per riuscirgli anche il secondo, ma ha smanacciato la sfera quando questa aveva già varcato completamente la linea di porta. E quindi Moa, che per la prima volta in questa partita mette il naso avanti grazie a Milan Grujic. Gelsi o Movio, vediamo se Gelsi riuscirà a sorprendere anche noi e non solo il Moa con una soluzione tipo quella di prima, o se cercheranno la potenza con il numero 8, con il numero 2, quelli del centro padriciano. Barriera a 3 disposta da Rossi. Parte Movio, la botta di Movio sul secondo palo col piede Rossi, che aveva lasciato un buchino sul primo. Movio ha provato la potenza, ora il recupero di Casseler, attenzione, 2 contro 2, Grujic temporeggia, cerca il destro basso, Movio, grande chiusura, monumentale il numero 2. Ancora Casseler, gli resta la palla sulla suola, prova il destro basso, chiude troppo. La battuta di Bronzi a cercare Del Prete, numero di Del Prete a rientrare, poi scivola, chiede il fallo a Bencic che non se la sente di fischiare. Riparte il Moa a 100 all'ora con Cipolla, destro di Cipolla basso, Casseler non si allunga, palla si perde sulla destra. Ora squadre sfilacciate, verticalizza Del Prete, attenzione Gelsi, finisce poi dopo aver calciato sul corpo di Muscillo. Comunque nessun problema tra i due. Fiorentini appoggia per Grujic, riferimento a centrocampo, trattiene la palla con la suola, prova il pallonetto per Cipolla, tocco per Casseler che sta arrivando, la palla sfila, c'è Grujic sul secondo palo, punta Maiani, lo salta, ancora Grujic, traversa, Casseler finta di rientrare, resta lì, ancora il muro del centro revisioni padriciano, che occasione, ancora Grujic, doppio passo, prova il destro, deviazione, palla che esce di pochissimo. Davvero colpi di scena da una parte e dall'altra. Chi tra Moa Staff e centro revisioni padriciano salirà sul podio questa sera e chi invece avrà la medaglia di legno, così questo brutto termine affidato al quarto posto, però in un torneo che ha quasi 40 squadre partecipanti arrivare quarti non è certo un brutto risultato. Vediamo in ogni caso chi sarà la vincitrice di questa finale, terzo o quarto posto. Ora Bronzi, c'è stato il fallo, sembra evidente la scelta del centro revisioni padriciano. Il tocco di Totano per Gelsi, destro basso, la palla resta lì, attenzione Cipolla decisivo su Del Prete, spazza. Ancora Totano per Gelsi, tenta di difendere palla, ancora Totano e c'è il gol del pareggio, incredibile, il 5 pari, esplode la torsida del centro revisioni padriciano con tanto di trombette, gol del pareggio. Ora la finta, Muscillo porta avanti il pallone, si appoggia su Casseler, ancora Muscillo con la punta, vince un rimpallo, Muscillo, arriva Movio, decisivo, altro intervento, rimessa in zona difensiva per il Moa Staff. Casseler prova con la suola a deludere l'intervento di Movio, se ne va il destro di Casseler e c'è il gol. Cipolla e Grujic ai lati, Casseler invece sceglie il bolide di esterno destro
Fratello anche un po' sorpreso dal rimbalzo, secondo noi. Revisioni Padriciano. Il tempo stringe a caccia del pari la formazione bianconera. Gelsi per Del Prete, riesce ad eludere un intervento. Fiorentini col corpo, attenzione, 3 contro 1. Muscillo per Grujic, numero con la suola di Grujic, l'appoggio tra Casseler e Muscillo. Incredibile questo contropiede sciupato dal Mostaff. Tutto regolare per Bencic, attenzione che siamo 3 contro 3. Del Prete per Totano, prova il destro, la parata salva il risultato di Rossi. Ancora in avanti i bianconeri alla disperata ricerca del punto del pareggio. Attenzione, Movio riesce a mantenere la palla. Maiani sul secondo palo, Bronzi al centro, Gelsi in ritardo su questo pallone. Giro di lancette per questa finalina terzo quarto posto. Maiani mette giù, circondato da 2, si aiuta col volto di Casseler. Ancora Maiani, l'esterno per Del Prete, attenzione, Del Prete destro, la palla resta lì, fuori di un soffio. Brividi fino all'ultimo. Del Prete, ancora il corner, Bronzi prova il destro di punta, palla fuori di pochissimo anche qui. C'è Gelsi dalla bandierina sul secondo palo, cerca Totano, lunghissimo, mette giù il numero 5, prova il destro, parabola sul secondo palo e termina qui con la vittoria sofferta del Mostaff. È stato un continuo scappare e riprendersi. In vantaggio il centro revisioni Padriciano che è scappato via, il Moa ci ha creduto, è arrivato al pareggio, ha piazzato la zampata finale nei supplementari e il centro Padriciano abbandona il torneo Crest Cup 2010 con un fantastico, prima delle previsioni, quarto posto. Quindi un applauso intanto alle 2 contendenti nell'attesa di poter intervistare qualcuno dei protagonisti. This is Pete Tong. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. When love takes over, yeah. You know you can't deny. When love takes over, yeah. 'Cause something's here tonight, 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 tonight. Pete Tong World Exclusive Radio 1.